Il Consiglio regionale ha votato contro la proposta di referendum abrogativo della legge regionale sul servizio idrico e la gestione dei rifiuti. Ha votato per l'inammissibilità la maggioranza con l'esclusione di Pustetto di Selle, che ha votato in difformità dal suo gruppo. Lui e le opposizioni si sono battuti per l'esercizio del voto da parte dei cittadini sempre e comunque. Anche qui tuttavia si è registrata la voce contraria del capogruppo del nuovo centrodestra Colautti, che ha definito alcuni dei promotori dei referendum facinorosi e perditempo e ha dunque votato con la maggioranza di centrosinistra. L'Aula ha poi dato il via all'esame degli articoli dell'assestamento di bilancio, una manovra da 336 milioni di euro, a cominciare da quello relativo alle attività economiche. Di stamattina la replica dei comitati che avevano promosso il referendum abrogativo sulle risorse idriche e sui rifiuti, referendum dichiarato inammissibile ieri dal Consiglio regionale. Come volevasi dimostrare, la farsa si è compiuta e la maggioranza, con la Serracchiani in testa, ha sancito il disprezzo per la democrazia. Non paghi di fare ciò che vogliono e come vogliono, ci hanno convocato per una audizione al fine di dare una parvenza di legittimità, si legge in un comunicato, e per 30 minuti abbiamo espresso le nostre ragioni e le nostre puntuali recriminazioni davanti a un vero e proprio muro di gomma che ha incassato senza colpo ferire. A noi rimane la forza della ragione, conclude la nota, e la ferma intenzione di portare la questione davanti alla Corte europea.